A Palermo Gibino attacca i governi Crocetta e Renzi. A Roma Berlusconi dice no alle riforme e bolla il PD come arrogante. Forza Italia insomma si smarca dal patto del Nazareno e il nuovo scenario potrebbe avere effetti anche ad Agrigento, dove già Partito Democratico e Azzurri, anche se sotto le vesti ufficiali di Patto per il Territorio, hanno dato vita ad una grande coalizione in vista delle amministrative di primavera. Secondo indiscrezione delle ultime ore, non sarebbe da escludere la scesa in campo del simbolo di Forza Italia all'interno di uno schieramento diverso da quello nel quale è presente oggi il movimento, fondato in ticket dal deputato nazionale Riccardo Gallo e Piero Macedonio. Vedremo cosa succederà. E intanto ieri è saltata la presentazione ufficiale dei 4 candidati alle primarie nell'ambito della coalizione 2020, una corsa a 4: Piero Marchetta, Peppe Vita, Silvio Alessi e Epifanio Bellini. Il 22 marzo saranno celebrate le primarie, ancora non si è visto nessun confronto tra i candidati, c'è il rischio che alla fine possano prevalere i gruppi strutturati, organizzati al di là dei contenuti. Ma io mi auguro che ci siano le occasioni di confronto, perché non tutti i candidati all'interno di queste primarie siamo uguali, ognuno di noi ha la nostra specificità, sono tutte persone eccezionali a mio avviso, che hanno dato lustro all'attività che loro compiono, dopodiché c'è una storia personale, una storia di impegno, una storia di passioni politiche, una storia di volersi spendere per la città, che è testimoniata dalle cose che abbiamo detto e abbiamo fatto già prima delle primarie, già prima di fissare una data in cui si dovesse andare a scegliere. Io chiedo alla gente di valutarci, chiedo alla gente di valutare le nostre idee, di valutare la nostra storia e mi auguro che ci siano più momenti possibili di confronto, perché è una festa democratica in cui devono vincere le idee, deve vincere un progetto per Agrigento in cui vinciamo o perdiamo, ma almeno abbiamo messo in campo qualcosa, abbiamo messo in campo un'idea, una speranza, una fiducia. E Bellini, espressione del PD, nei giorni scorsi è finito nel vortice di una polemica per delle dichiarazioni rilasciate prima della sua decisione di partecipare alle primarie. Aveva parlato bene di Lillo Firetto, uno dei possibili avversari per la conquista dello scranno più alto di Palazzo dei Giganti. Oggi Bellini chiarisce. Io non penso che possa essere strumentalizzato un'espressione di stima rispetto a un metodo e rispetto a un modo di gestire la macchina amministrativa che deve essere orientato e funzionalizzato a recuperare il maggior numero possibile di risorse, non lasciando nulla indietro. In tal senso non è solo il sindaco di Porto Empedocle che si esprime e mette in campo una politica di questo genere, ma sono tanti i sindaci che in provincia di Agrigento l'hanno messa in campo e verso tutti loro io manifesto assolutamente la mia stima. Detto questo, io ritengo di essere assolutamente alternativo al sindaco Firetto, ritengo che di mettere in campo una politica, un programma fatto esclusivamente nell'interesse della città per farla crescere, che guarda sia agli ultimi che agli imprenditori.